Rieccoci a Primus Inter Pares con il governatore del Veneto Luca Zaia. Durante la pubblicità abbiamo parlato anche ancora di medicina, vabbè. Ed è un piacere, lo ripeto, non lo faccio per ufierismo, è un piacere parlarci perché ci tiene moltissimo. E ci tiene davvero molto che io vorrei sapere da padovano, ma da paziente soprattutto padovano, sto benedetto ospedale, non so se dire in dialetto che non è corretto o in italiano, di Padova. Andiamo a vedere il servizio, poi ne parleremo. In attesa dell'accordo di programma che individuerà definitivamente l'area su cui sorgerà il nuovo ospedale di Padova, il Tribunale Amministrativo di Venezia ha respinto il ricorso presentato da Finanza e Progetti SPA 5 mesi fa contro Regione, Azienda Ospedaliera e Comune di Padova. Con il ricorso la società chiedeva un risarcimento di 150 milioni di euro, adducendo come motivazione il mancato coinvolgimento dei privati proponenti il vecchio progetto di Padova Ovest nell'iter che a giorni condurrà alla firma dell'atteso accordo di programma, con cui si definirà una volta per tutte la collocazione del nuovo polo ospedaliero a Padova Est, zona San Lazzaro, alle spalle del Net Center e della Chioene Arena, in un'area di oltre 500.000 metri quadri, messa a disposizione gratuitamente dal Comune, previo il possesso completo dei terreni, vale a dire compresa la parte privata del Consorzio Urbanizzazione Quadrante Nord-Est, terreni gestiti da 2 banche, con gli svincoli già in atto. Nell'accordo di programma si pensa anche al recupero delle aree su cui insiste l'attuale nosocomio. Gli enti coinvolti dovranno costituire un comitato per riorganizzare l'attuale area ospedaliera. Una volta firmato, il documento dovrà essere approvato singolarmente da parte di tutti gli enti, Regione, Provincia, Comune, Azienda ospedaliera e Università. Ma nuovo su vecchio è un'altra roba. Ecco, stavo parlando durante il servizio. Dicono tutti che la responsabilità maggiore del non ospedale ancora costruito in tutti questi anni, che si parlano da 20 anni, da quando c'era il governatore Galà, sia responsabilità della regione. Ecco, cosa c'è di vero? Ma lo possono dire solo i disinformati tu senti dire è la regione che dà i soldi, è la regione che dà i... Chi deve costruire questo ospedale? La regione? Noi per costruire un ospedale abbiamo bisogno di un'area. Fin qua ci siamo? Ci siamo. Boh. Io sono arrivato nel 2010, non ho trovato nulla, che sia chiaro a tutti, non ho trovato nulla sul nuovo ospedale di Padova. Sfido chiunque a dirmi che c'era tutto pronto. Neanche a Padova Ovest? No, io vi dico, non ho trovato nulla. Tant'è vero che iniziamo con i tavoli portano, l'unica roba c'era questa relazione delle 6 aree, delle 6 aree c'era Padova Est, io arrivo nel 2010. Iniziamo a costruire il percorso nel 2010 rispetto a questa Padova Est, Padova Ovest, frutto di una scelta di tecnici che ci dicono che analizzate 6 aree e viene fuori Padova Ovest. Arriviamo al 2014, giugno 2014 vince le elezioni Massimo Bitonci e giustamente Bitonci pone una questione dopo la sua elezione, dice io da sindaco non ci vedo l'ospedale a Padova Ovest per tutta una serie di ragionamenti che faccio, propongo un'alternativa. Da lì, delle 6 aree, si aggiungono altre valutazioni di altre aree che lui propone, che poi per un motivo o per l'altro non vengono scelte. Non so, il gasometro, mi ricordo sta area del gasometro, sì, certo, e poi si scopre che sotto c'era una necropoli, quindi non si poteva scavare. L'area della provincia, ma non è stata proposta dal sindaco Bitonci, dell'ex provincia, ma era troppo piccola. Insomma, alla fine delle 6 arriviamo a 9 aree o 10 aree, tra le quali c'è anche l'aeroporto militare, certo, e l'aeroporto, e c'è il Padova Est. L'analisi quindi non sono più di 6 aree, ma viene estesa a tutte, e i tecnici, quando dico tecnici vuol dire regione, comune, università, azienda ospedaliera, cioè il comitato di tecnici, dice Padova Est effettivamente è una buona soluzione, punto. Questa è la vera storia. Oggi noi siamo pronti per partire, ma per partire ci vuole il possesso del bene, cioè bisogna che il comune ci trasferisca il possesso del bene, o la proprietà deciderà come vuol fare, cioè ci dia il bene, perché noi non possiamo investire su un pezzo di terra che non è nostro o non ce l'abbiamo per 100 anni, perché la Corte dei Conti ci dice scusate, voi state facendo oneri di urbanizzazione sulle terre degli altri,
non lo possiamo fare perché siamo un ente pubblico. Ma a sua conoscenza c'è questo terreno? Prego? C'è questo terreno secondo lei? Sì, ma c'è. Sì. Il sindaco peraltro, nel momento in cui si concludesse l'operazione, ci permette anche di risparmiare un sacco di milioni di euro perché la regala all'area, il comune regala all'area alla regione. L'unico problema è che adesso bisogna fare il passaggio dal comune alla regione. Punto, tutto qua. Sono passati 5-6 anni, certo, ma questa è l'unica storia. Diciamo che io sono partito da zero. E quanto tempo passerà ancora? Ma guardi, se l'area ci viene trasferita, noi abbiamo un cronoprogramma, se ci viene trasferita entro novembre, si parla di un inizio lavori verosimile al 2018-2019. Poi ci vorranno 3 anni a costruirlo, quindi 2021-2022 può essere concluso. Prima di morire lo vedo? Ma guardi, questi sono i tempi. La legge italiana non prevede che il Presidente della Regione chiami l'impresa al telefono e io vieni qua, no. Il problema non è di soldi, il problema è di burocrazia, ma ce n'è una montagna di burocrazia. No, sicuro, solo che il cittadino padovano dice a Verona lo sistemano, a Treviso lo fanno, a Mestre lo fanno nuovo, in provincia di Padova vicino a Essere fanno uno nuovo. Padova che è una città importante, l'ospedale deve ancora essere. E tanti dicono, mi scusi governatore, perché anche è un modo per tirare avanti perché non ci sono i soldi. No, ma questa è una puttanata, me lo lasci dire. Cioè una cretinata. Perché noi siamo in grado di affrontare questo cantiere. Il vero tema è che per fare l'ospedale, una volta bambini questo vuol dire, per fare l'albero ci vuole il seme, no? Per fare l'ospedale ci vuole l'area. Ripeto, voi tutti i calcoli che fate li dovete fare dal mio mandato. Marzo 29 marzo 2010, io arrivo in regione, non trovo nulla. Chiaro, non trovo nulla. Mi trovo sto elenco di aree, riunisco il tavolo, perché io non ho mai preso una decisione autonomamente, perché ho sempre rispettato la legge. Riunisco il tavolo, avevamo definito un'area, al comune, giustamente nella sua facoltà, non andava bene, è stata cambiata, quindi noi stiamo 5 anni che stiamo attendendo di fatto di avere un'area. Nel momento in cui abbiamo l'area, ci mettiamo sopra l'ospedale. Non ci sono altre fantasie di mezzo. No, quest'area c'è e speriamo che entro il... Ma guardate che è abbastanza anche verosimile, no? 5 anni per decidere. Un cittadino che va in cerca di un lotto di terra, no? Parte da casa e dice, io mi trovo un bel lotto di terra per farmi una villetta. Cioè non è che lo trova in un giorno, in 2 giorni, vedi ci mette 5 mesi, 6 mesi, un anno perché vuole scandare il mercato, trova il lotto di terra, dopodiché cosa deve fare? Lui ha il vantaggio che non deve mettersi d'accordo con nessuno, sceglie lui da solo. Beh, noi invece abbiamo dovuto mettere d'accordo tutti. Certo, bene. Immagino. Quando ha il lotto cosa fa? Chiama, e deve averlo in proprietà, chiama il professionista e dice, bene, progettiamo. Fa il bel progetto, deve mandarlo in comune. Il comune deve dire, ti do la concessione edilizia oppure no, fa le prescrizioni oppure no, hai rispettato tutte le leggi. Cioè, anche il cittadino nel suo piccolo ha tutta questa procedura. Quindi al momento in cui pensa di farsi una casa, al momento in cui ci entrerà dentro passeranno 3-4 anni. Certo. Sarà ammissibile che per fare un ospedale da 650 milioni di euro e con la burocrazia che c'è, questi sono i tempi che abbiamo? Sì. Certo, e i soldi ci sono tutti o bisogna iniziare a farlo a stralci? No, guardi, no, cioè, lì non si fa a stralci. L'ospedale se si cantiera tutto. Noi abbiamo risorse proprie e il resto si andrà in indebitamento. Ma come fanno? Si fa in tutte le buone famiglie? Le banche ne prestano i soldi. Ma guarda, noi abbiamo una banca che si chiama Banca BEI. Era una battuta... La Banca Europea degli Investimenti che dovrebbe appunto esistere per fare queste operazioni. E spero che ci dia una mano. Oltre al governo che dovrebbe darci i soldi per fare l'ospedale. Stiamo parlando di un policlinico universitario. Certo. Avete approvato il bilancio? È arrivato proprio la notizia oggi? La Corte dei Conti ci ha parificato, cioè vuol dire che ha messo il bollino e dice sì, il bilancio della Regione Veneto va bene, ci mancherebbe, il bilancio della regione più virtuosa d'Italia, figurate se non va bene. E quindi non va bene, quindi ha tanti soldi in cassa per fare... No, siamo un bilancio gestito in maniera virtuosa, ma non ci sono tanti soldi rispetto... Le dico, guardi, nel 2010 io facevo un bilancio 2010 con una cifra disponibile per le politiche regionali, quindi tutto quello che vi viene in mente, le strade, l'agricoltura, il turismo, l'attività produttiva dell'ambiente, la cultura, quasi $500 miliardi. Quest'anno 50 milioni di euro. È una bella differenza. Sì, le dico solo che io 10 anni fa facevo il presidente della provincia di Treviso e stanziavo per le sole strade 40 milioni di euro. Oggi in Regione Veneto abbiamo 50 milioni per fare strade, turismo, agricoltura, cultura, attività produttive, ambiente. Si sprecava prima o sono pochi ora?
No, hanno tagliato. Sì, ma la domanda, si sprecava prima? Ho capito. No, si facevano un sacco di più cose. Cioè, vi faccio far mente locale su una cosa che i cittadini capiscono. Faccio una domanda e tutti diranno, sì cavolo, Zai ha ragione. Da quanto tempo non incrociate un cantiere di asfaltature stradali quando correte in auto per le strade? Ma dica, quanto tempo è che non vedo un cantiere? Stavo pensando, è parecchio. Ecco, quello è il segno del marcio che c'è in questo paese. Cioè si taglia ai virtuosi, a amministrazioni come nostre venete, ma quello che dico io... Sto ancora pensando. No, ma si ricorda che 10-15 anni fa c'erano i cartelli, scusate stiamo lavorando per voi, quei cartelli erano buttati via. Cioè la verità è che noi siamo affamati, cioè veniamo messi alla berlina dal fatto che invece di andare a punire gli spreconi, vengono a tagliare dei virtuosi. Ma i cittadini quando se ne renderanno conto, visto che si parla di referendum, no? Quando si renderanno conto sarà troppo tardi. Sarà troppo tardi. Certo. Pensate alle asfaltature, è grave che non si vedano più asfaltature. Allora, nei molti soldi che dovrebbe aver bisogno la Regione per fare le strade e tant'altro, c'è anche il problema della pedemontana. Andiamo a vedere il servizio e poi vedremo anche cosa si dovrebbe fare in Veneto per quanto riguarda la viabilità, visto che siamo entrati nel tema.